Terna ha avviato la demolizione delle fondazioni dei tralicci della linea aerea Dolo-Camin, non più necessaria grazie al nuovo progetto di linea in cavo interrato. Oltre ai 4 basamenti di Vigonovo, dove sono iniziati i lavori, altri 9 si trovano nel territorio di Dolo, 10 a Saonara e uno nel comune di Padova. L'intervento durerà circa 15 settimane e ha come obiettivo il ripristino dello stato dei luoghi come erano prima dell'opera. Questo è un grande risultato per il territorio, per il Veneto, perché comunque garantiamo il servizio, voglio dire, questa è un'infrastruttura necessaria, cioè non voglio ricordarvi, ma qualcuno pensa che siano cose, è necessario farlo, ma la facciamo nel rispetto dell'ambiente, nel rispetto delle comunità locali, insomma, quindi un risultato enorme. Grandissima soddisfazione, noi siamo, come dicevo poc'anzi, portavoce dei cittadini e sono i cittadini che ci hanno sempre chiesto di sostenere questa battaglia, di avere un elettrodotto interrato anziché aereo. Il nuovo progetto della linea Dolo-Camin in cavo interrato prevede un investimento di 140 milioni di euro che contribuiranno a migliorare l'affidabilità e qualità del servizio elettrico. La Regione ha coordinato un tavolo tecnico che ha visto la partecipazione di tutti i comuni, dai sindaci agli uffici tecnici, e questo ci ha consentito di poter fare una serie di sopralluoghi insieme e di poter definire insieme il progetto il più sostenibile possibile. Il nuovo elettrodotto avrà una lunghezza di circa 16 km e mezzo e permetterà la demolizione di quasi 32 km di elettrodotti aerei attraverso lo smantellamento di 123 tralicci che libereranno da infrastrutture elettriche circa 95 ettari di territorio.